sono le palle di riso che faceva mio padre nella bancarella dello street food napoletano. Le volete fare anche voi? Vieni, 4 litri di brodo vegetale e un chilo di riso. Una bella bustina di zafferano. Tutta l'acqua del brodo, vedete, si è asciugata, si deve finire ancora di asciugare. Quando non c'è più acqua siamo pronti. Guardate il riso come deve venire, così. Nel frattempo vi preparate per un chilo di riso 250 grammi di salame napoletano, provola a sentimento, uova, 3 uova e pecorino con tutto così. Adesso lo facciamo raffreddare completamente. Guardate il riso come è diventato, vedete? Adesso siamo pronti per fare il palliris. Uova, 3 uova, prezzemolo. Mescolate bene tutto e se volete potete aggiungere del pepe. Io non lo metto perché lo devono mangiare i bambini, i miei bambini. Aggiungo un po' di salame napoletano e le uova, pecorino e prezzemolo. E mo' piscate tutte cose insieme. Datevi un po' di provola a pezzettini, una ciotolina con un po' di olio, benzavate un po' con le mani e iniziate a fare le palluccelle. Portuso nella palluccella e provola e la chiudiamo. Ragazzi, guardate qua, 37 palle riso. Adesso, dopo che le abbiamo formate, le lasciamo in frigorifero almeno un'altra oretta. Passate un po' di pane grattugiato e prendete una bella padella, la più vecchia che tenete. Mangiate, facciamo sapere. Complimenti signora Mari. Complimenti signora Mari.